Non è che l'inizio di un balletto di nomi che durerà fino alle candidature ufficiali. Stizzito o serafico, come la si voglia vedere, Matteo Zoppas risponde con una nota dal Giappone dove si trova in queste ore. Sul tavolo c'è l'ipotesi, o meglio la voce dietro le quinte, che vorrebbe l'imprenditore della San Benedetto, ex presidente di Confindustria Veneto e attuale guida dell'agenzia ministeriale sul commercio estero ICE, come candidato ideale per Fratelli d'Italia alle regionali per il dopo Zaia. Il mio nome, continua, non è neppure il primo dei tanti che verranno indicati da varie parti per proporre o bruciare una candidatura che, seppur del tutto improbabile, potrebbe risultare scomoda. Nonostante le frasi di rito, i motori della corsa a Palazzo Balbi sono già caldi, legati a doppio filo alle europee. Fratelli d'Italia lo dice ormai da tempo, siamo pronti per governare la regione, ma bisogna individuare il timoniere o forse la timoniera. Resta da capire se Elena Donazzan prenderà la via di Strasburgo, ma c'è anche il nome di peso dell'attuale ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. Oppure la via extrapolitica, la via dell'imprenditore, come appunto Matteo Zoppas, che però sembra guardare altrove. Sono comunque grato a chi mi ha rivolto questa attenzione, continua il diretto interessato, e chiunque sia gli auguro successo in una regione che merita tanto rispetto. Ho però l'ambizione di portare a termine con impegno la riorganizzazione avviata in ICE e di consolidarne il risultato, un impegno tanto complesso quanto delicato. Ho infine il desiderio di affiancare la famiglia con un rinnovato bagaglio di esperienze. Come tutti sanno, il presente è certo, il futuro ha tante incognite, chiude Zoppas. Incognite che restano anche sullo scacchiere politico, verso Palazzo Balbi.